Favara stretta intorno al dolore dei familiari di Marianna Bello. Ieri funerali e l'arcivescovo Damiano. Il suo ritrovamento sia messaggio di speranza. La CGIL dal prefetto Caccamo per l'emergenza viabilità a Porto Empedocle. Mentre si fa il look la strada Mosella di Agrigento, ma il treno Agrigento-Palermo crea disagi infiniti ai pendolari. Associazione Lavoratori Mutilati e Invalidi ricorda a Calamonaci le vittime del lavoro e ne parla nel corso di un convegno. Premio Buone Pratiche al Comune di Santo Stefano di Quisquina, il riconoscimento assegnato a Padova per la riqualificazione dell'ex mattatoio in hub turistico. Al via le trattative per il rinnovo del contratto dei regionali mentre viene completato l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti. Controllo del territorio da parte dei carabinieri nel fine settimana, sequestro di patenti e sanzioni. Revocata la libertà vigilata a presunto boss Gino Guzzo, non è più socialmente pericoloso. Hanno profanato la Scala dei Turchi imbrattandola e la motivazione della sentenza a carico di 40 e Geraci. L'Ordine festeggia 50 anni di attività per alcuni dei suoi medici iscritti. A Racalmuto presentato il libro Addio mia bella addio. Enzo Lauretta verrà ricordato dal centro Evangelium Vitae. Torna il jazz al Palacongressi. Acragas, Castrum Favara e Aragona nei nostri servizi. Bentrovati dalla nostra redazione, abbiamo in apertura ancora la triste vicenda di Marianna Bello, il cui corpo è stato ritrovato dopo 19 giorni in cui era sparito a causa della furia dell'acqua travolta. L'addio ieri commosso a Marianna dalla città di Favara che si è stretta nel giorno dei funerali intorno alla famiglia con grande dolore. La pur grande e capiente Chiesa Madre di Favara non è riuscita a contenere la grande moltitudine di persone che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Marianna Bello, la 38enne di Favara, madre di 3 figli, dispersa dal 1° ottobre nel canalone di Piazza della Libertà a Favara, il cui corpo è stato ritrovato nel greto del fiume Naro in contrada Cannatello. I familiari, abbracciati l'un l'altro a tenersi le mani per darsi forza e continuare in una vita che sicuramente non sarà più la stessa, soprattutto per il marito Renato e i 3 piccoli figli che non avranno più la possibilità di avere con loro la mamma. Il sindaco Antonio Palumbo con la moglie Enza, che fin dal primo momento non si sono mai allontanati dal luogo della tragedia, seguendo passo dopo passo tutte le attività di ricerche, erano in prima fila a rappresentare tutta la città in un cordoglio comune. Con il primo cittadino anche la presidente del Consiglio Comunale, Miriam Mignemi, i rappresentanti di prefettura e questura, il presidente della provincia Pendolino e tanti sindaci dei comuni agrigentini che si sono stretti al dolore di Favara. A celebrare le esequie l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, funzione concelebrata con il vicario padre Cumbo e l'arciprete Don Nino Gulli ed altri parroci. In chiesa anche i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, tutte quelle forze come la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le associazioni di volontariato che in questi 19 giorni si sono spesi alla ricerca di Marianna. L'arcivescovo Monsignor Damiano nella sua omelia ha parlato di solidarietà e responsabilità collettiva, che i problemi più che essere risolti debbono essere prevenuti, di paura che si possano ripetere e di avere maggiori garanzie di sicurezza. All'uscita del feretro dalla Chiesa Madre, nell'antistante piazza dei Vespri, anch'essa stracolma di persone, il lungo e commosso applauso di saluto a Marianna per accompagnarla verso l'ultimo viaggio, verso il cimitero di Piana Traversa dove riposerà,
In cielo sono stati lanciati tanti palloncini bianchi a raffigurare anche un grande cuore e una croce. Marianna riposi in pace. E questo corpo ritrovato ci richiami innanzitutto al valore della vita, e questa l'essenza della commovente omelia dell'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ai funerali di ieri. Dal profondo a te grido, o Signore. Chissà quante volte, in questi 20 giorni, questo grido si è alzato dalla terra fino al cielo. È stato il grido dei familiari e degli amici di Marianna, mentre speravano di poterla riabbracciare o almeno di poter riavere il suo corpo. È stato il grido dei tanti, tantissimi, che l'hanno cercata, senza badare a rischi e fatiche, per tentare l'impossibile. È stato il grido di tutti noi, che con loro abbiamo sperato fino alla fine. E alla fine, di fronte a questo epilogo che nessuno avrebbe mai voluto, sicuramente in tanti, forse tutti, almeno per un momento, abbiamo pensato che Dio quel grido non lo abbia ascoltato. Così l'inizio dell'omelia dell'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, per i funerali di Marianna Bello, la 38enne di Favara travolta dal fiume d'acqua in Piazza della Libertà il 1° ottobre e ritrovata domenica dopo 19 giorni di incessanti ricerche. L'arcivescovo ha lanciato anche un appello: questo corpo ritrovato, destinato a restare impresso nella nostra memoria, ha sottolineato il capo della Chiesa agrigentina, ci richiami al valore di tutte quelle cose che in questi 20 giorni di ricerca ci ha fatto provare e che dobbiamo imparare a custodire, ci richiami innanzitutto al valore della vita, che è sacra e inviolabile e richiede compassione, attenzione e cura, non solo quando si trova in condizioni disperate, ma sempre e comunque, al di là di ogni tentazione di indifferenza e di superficialità. Ci richiami al valore dei legami fraterni, che ci devono unire tutti come in un solo corpo, che non ammetta divisioni e non tolleri contese. Questo corpo ritrovato, dunque, ci richiami anche al valore della solidarietà universale, della responsabilità collettiva e dell'impegno comune, perché i problemi di uno diventino i problemi di tutti e principalmente perché i problemi, anziché dover essere risolti, possano essere prevenuti, ha spiegato ancora l'arcivescovo. Parliamo adesso di viabilità. Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha incontrato una delegazione della CGIL per affrontare l'emergenza viabilità nell'area di Porto Empedocle e lungo gli assi viari limitrofi. La delegazione sindacale era capitanata da Alfonso Buscemi. I rappresentanti hanno illustrato al prefetto le gravi difficoltà quotidiane nel raggiungere e attraversare Porto Empedocle, dove per percorrere pochi chilometri si registrano tempi di percorrenza estremamente elevati. La CGIL ha evidenziato come due varianti fondamentali per la viabilità risultino bloccate da anni: quella cittadina di Porto Empedocle e il collegamento diretto dal porto alla statale 115, attualmente spezzato in due a causa dei lavori sul ponte Maddalusa. Nel corso dell'incontro è stata inoltre consegnata al prefetto una documentazione contenente proposte alternative di viabilità interna, in particolare sul territorio di Porto Empedocle, che con interventi minimi e limitati investimenti permetterebbero di deviare il traffico pesante fuori dai centri abitati. Il prefetto ha preso atto con attenzione delle criticità rappresentate, si è impegnato a riconvocare il tavolo tecnico sulle infrastrutture già istituito su richiesta del cartello sociale ad inizio di anno. Una messa, poi la deposizione di una corona di fiori, e sul tema 3 morti al giorno sul lavoro si è tenuto un interessante convegno. È stato questo l'evento svoltosi a Calamonaci per iniziativa dell'Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati e Invalidi Civili del Lavoro, presieduta da Michele Nantele. Si è svolta domenica a Calamonaci la 75esima giornata nazionale per le vittime incidenti sul lavoro, organizzata dall'Associazione ANMIL di Agrigento, Associazione Nazionale per i Lavoratori Mutilati e Invalidi per il Lavoro, presieduta da Michele Nantele. Il programma ha previsto la Santa Messa in suffragio dei caduti sul lavoro, officiata da Lillo Colletti, quindi il corteo con la banda e le varie associazioni fino al monumento ai caduti per la deposizione di una corona del loro. A seguire la cerimonia presso la sala consiliare del comune di Calamonaci, con diversi interventi, tra cui quelli del sindaco Spinelli e del direttore Linaele Buscemi.
che sono intervenuti su un tema così importante. Quindi la consegna delle targhe di riconoscimento e dei vari diplomi ai grandi invalidi alle associazioni presenti e alle autorità locali. Sì, per me è un grande onore ospitare la giornata nazionale, perché viene festeggiata a livello nazionale, appunto, dei mutilati e invalidi sul lavoro. Il mio ringraziamento va al presidente dell'associazione provinciale, Michele Mantelli. Ormai io mi invito ogni anno puntualmente, io ho sempre partecipato, grazie a lui quest'anno ho l'onore di ospitare questo grande evento. Oggi si è radunati quasi tutta, c'è la provincia di Ragusa, tutta Agrigento, per me è un grande onore. Quindi il ringraziamento va al presidente. Ora continuiamo, detto bene, c'è stata la Santa Messa, poi abbiamo portato una corona appunto al Monumento Caduto e ora abbiamo questo convegno che si parlerà appunto che ogni giorno si continua ad avere vittime nonostante tanti sforzi da parte delle istituzioni, ma si continua ancora ad avere tanti invalidi e soprattutto morti. Michele Nandella è il presidente del NAMIRI, oggi 75° anniversario della festa del morte incidente sul lavoro, con una grande manifestazione che coincide col 75° anniversario. Un momento importante per ricordare gli infortuni nel mondo del lavoro. Sì, oggi la ricorrenza dei caduti sul lavoro a livello nazionale. Ricordiamo gli ultimi dati dell'INAIL che sono tragici, e speriamo che si fermerà qui, perché ogni giorno, ogni momento sentiamo via media le notizie delle morti bianche, e questo l'animo non sopporta più queste notizie. Dobbiamo fare di tutto per incentivare gli ispettori del lavoro e l'ASI di essere molto vicini ai cantieri e fare formazione nelle scuole, che la formazione nelle scuole è importante e vive istituire di tutti. Io ringrazio tutte le autorità che sono presenti e che sono molto sensibili a questa giornata, a questa manifestazione, che non è di poco conto, è una manifestazione che rappresenta tutte le categorie, che oggi possiamo dire quello che dobbiamo fare domani. Io sono presente come presidente alle famiglie, anche vicino alle famiglie che stanno a stare dietro gli infortunati sul lavoro, che le famiglie sono più infortunati delle infortunate, perché gestire un infortunato del lavoro è una grande fatica. Io come presidente ci sono sempre. Grazie. Fate anche assistenza? Noi facciamo anche assistenza domiciliare, abbiamo anche un servizio civile che fa assistenza impolato, medicinale, tutto. Noi siamo molto presenti, noi abbiamo una sezione che si trova in via Piccoli e chi vuole intervenire, vuole telefonare, noi siamo sempre presenti. Ecco, sì, è l'occasione per ricordarci delle persone che purtroppo non ci sono più per motivi di lavoro, e da qui poter trarre un insegnamento per la nostra vita, evitare il più possibile rischi al lavoro, ridurre al minimo e in qualche modo prevenire queste morti che purtroppo ogni giorno sentiamo ai giornali, che ci fanno tanto male, e che, non so, vediamo adesso di trovare quelle strategie opportune personalmente, con la consapevolezza di ogni lavoratore, ma anche dal punto di vista delle aziende, perché ogni volta che c'è un morto sul lavoro sono costi per la società, costi per l'azienda e costi umani per le famiglie che purtroppo affrontano questo dramma. La situazione in provincia, così un breve bilancio? Abbiamo numeri diciamo limitati, ma purtroppo anche una sola persona che ci abbandona per causa di lavoro è per noi un problema. Parliamo di 3 morti che purtroppo ci sono stati in questo anno fino a settembre, che sono in riduzione grazie, diciamo, per fortuna rispetto agli anni passati, però sono sempre persone che in qualche modo per un problema, una distrazione o alcune volte purtroppo anche parliamo di lavoro irregolare, di mancanza di sicurezza, che dovremmo provare tutti a evitare, tutte le aziende, ecco, insieme, per evitare queste morti. Sì, oggi Michele si è impegnato a organizzare questa giornata. È una giornata molto importante per noi come animi, significativa. Il titolo lo dice tutto, e c'è morto sul lavoro, basta. Noi
Chiediamo fortemente che non è più possibile uscire di casa e poi non ritornare più, quindi lasciando, diciamo, le famiglie. Ci vogliono leggi più severe, ci vogliono interventi, anche, specialmente sia nelle delizie che quando riguarda l'agricoltura. Purtroppo sappiamo che tanti incidenti succedono per mancanza di tutela della legge 8108, non viene applicata. Questo è perché è dovuto anche un'azienda, quando deve, diciamo, risparmiare, la prima cosa che fa è toglie risorse alla sicurezza sul lavoro. Noi come Animi diciamo fortemente non è più possibile assistere a questo, diciamo, ormai sembra che forse siamo anche noi assuefatti e accettiamo pienamente queste cose. Non è possibile e chiediamo fortemente basta, e diciamo alle autorità tutte, noi coinvolgiamo tutte, dall'estrema sinistra all'estrema destra, uniamo, parliamo in modo che chi esce per lavoro la sera deve avere la sicurezza di tornare a casa e godersi la propria famiglia. Ecco, lei ha voluto portare il suo saluto a questa manifestazione qui a Calamonaci. Sì, praticamente sono onorata di essere qui presente per questa celebrazione della 75esima giornata nazionale delle vittime invalide sul lavoro. E quindi sono appunto onorata e portiamo avanti delle iniziative come Animi, come Invalidi e io soprattutto come vedova, perché sono una vedova del lavoro. Quindi cerchiamo di promulgare la sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione e la cultura soprattutto sulla sicurezza. Svolgete una funzione importante nel territorio? Sì, sicuramente sì, perché appunto proponiamo sempre delle iniziative per far sì che insomma si divulghi questa cultura, soprattutto nelle scuole, nelle aziende siamo presenti come testimoni e quindi è importante perché i ragazzi di oggi saranno i lavoratori del domani e quindi partire già con una cultura sulla sicurezza è importantissimo per evitare poi queste morti sul lavoro che sono tante, perché non solo i 3 morti al giorno, quelli che conosciamo, ma c'è tutto il lavoro nero dietro che magari accadono tanti infortuni e manco vengono considerati e contati nei numeri ufficiali dell'INAIL. Quindi c'è tanto da fare e noi come Animi ci proteggiamo per questo. Ancora parliamo di viabilità dopo l'arrivo del decreto di finanziamento, oggi con l'approvazione in linea amministrativa del progetto da parte della Giunta Amici entra nel vivo la manutenzione straordinaria della strada Mosella, arteria di collegamento strategico tra la 640 e la 115 con l'obiettivo di avviare i primi interventi entro l'anno, lo comunica l'assessore al ramo Principato che specifica che le opere previste dal progetto riguardano principalmente il ripristino della sede stradale mediante la scarificazione dell'intera arteria, la successiva stesa di conglomerato bituminoso di adeguato spessore, il risanamento dei muri in cemento armato con interventi di pulizia, trattamento delle armature, rifacimento del copriferro, nonché la manutenzione delle cunette, il taglio degli alberi che invadono la sede stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la pulizia dei cigli stradali. E c'è una critica al vetriolo dell'area progressista sulla ricandidatura a sindaco di Francesco Miccichè. Finalmente una notizia divertente. Il sindaco della debacle annuncia di volersi ricandidare. Lo dice in una nota Nuccio Dispenza, portavoce dell'area progressista di Agrigento, che continua se riuscirà a convincere il suo sponsor. Sarà una buona occasione per dare risposte agli agrigentini, ma si prepari bene, questa volta non potrà tacere come usa fare, dovrà dare 60 milioni di risposte, conclude Dispenza, 60 come i milioni di euro che l'Europa e Agrigento e l'Agrigentino hanno perduto.
E si svolta la Maratona della Pace promossa dalla CISL davanti alle prefetture di Enna, Caltanissetta e Agrigento. Dalle 10 alle 12:30 la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori ha organizzato anche a livello territoriale dalla CISL Sicilia, le unioni territoriali e il contributo delle federazioni, questa interessante maratona, un manifesto della CISL sulla pace, e poi hanno consegnato ai prefetti un documento formale, manifestazione che si è svolta in 3 città. Vediamone una. La pace come un valore collettivo promosso dalla CISL oggi davanti alla prefettura di Palermo. Oggi siamo davanti alla prefettura di Palermo, siamo in realtà davanti a tutte le prefetture della Sicilia, perché la pace è un dono che deve essere ben custodito. Noi come CISL puntiamo alla pace in tutto il mondo e pensiamo che sia necessario che i governi si attivino affinché anche a livello istituzionale, anche a livello europeo, si prendano delle decisioni che siano concrete. Noi siamo qui oggi per portare un documento al nostro prefetto, al prefetto Mariani, per dire quello che sono le nostre idee come CISL. È l'iniziativa che si concluderà a livello nazionale il 15 di novembre con una grande assemblea, porterà anche ad Erice, città della pace, una nostra iniziativa della CISL Palermo Trapani, in cui i veri protagonisti saranno i bambini che insieme ad una partita di calcio, un torneo di calcio, faranno un giro tondo, pianteremo un albero e metteremo una targa in ricordo della giornata, in cui chiederemo ai bambini di spiegarci cos'è per loro la pace, anche nel semplice sport e anche nel semplice vivere quotidiano, perché pensiamo che sia importante partire esattamente da lì. Abbiamo ricevuto anche tantissime adesioni a questa nostra iniziativa. Ci sarà la Croce Rossa Italiana, il Rotary Club, i Lions, l'Avis, l'AIL, l'Azione Cattolica, quindi questo è un argomento molto sentito che la CISL porta avanti con tanta forza e tanta determinazione. Oggi è una giornata importante perché come segreteria regionale abbiamo deciso di dare un segnale alla cittadinanza con azioni concrete proprio per la pace, perché la caratteristica che contraddistingue proprio la nostra organizzazione è quella di voler porre in essere delle azioni aperte a tutti, agli studenti, ai pensionati, alle lavoratrici e ai lavoratori, perché ciascuno di noi nel proprio piccolo può dare un contributo affinché si costruisca un mondo con la pace, perché i conflitti sono inevitabili, però ognuno nel nostro piccolo, attraverso il dialogo, attraverso le azioni quotidiane, può in qualche modo contribuire affinché si costruisca un mondo migliore per le nuove generazioni. E il comune di Santo Stefano di Quisquina ieri a Padova ha ricevuto un importante riconoscimento, è risultato vincitore del premio Buone Pratiche 2025. Il riconoscimento di City Vision è destinato ai migliori progetti innovativi italiani, consegnato ogni anno durante gli Stati Generali delle Città Intelligenti. A ritirare presso il Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova il prestigioso premio sono stati il sindaco Francesco Cacciatore, il presidente del Consiglio Comunale Alberto Madonia, che hanno ricordato sul palco della splendida location veneta come questo nuovo premio ottenuto dal comune stefanese certifichi l'ottimo operato dell'amministrazione comunale, presa ad esempio a livello nazionale in diversi ambiti e sempre attenta a sviluppare nuovi progetti e soluzioni innovative e al passo con i tempi sui temi della sostenibilità, della transizione digitale, dell'e-government e della transizione ecologica. L'anno prossimo mettiamo i job title articolati nelle prime premiazioni, ci viene più facile. Benvenuto Fabio, grazie per essere qui. La Tareplay lavora su progetti che uniscono tecnologia, sostenibilità, mettendo i dati al servizio delle scelte che riguardano il futuro dei territori. Ne abbiamo sentito parlare questa sera più volte. Dal tuo punto di vista, dal suo punto di vista, adesso il palco ci diamo da lei, qual è oggi il contributo più concreto che la tecnologia può offrire ai comuni per rendere le città più resilienti e più sostenibili?
Io credo che la maturità tecnologica, soprattutto di tecnologie giustamente considerate fino a poco tempo fa come ondage, come GenAI, machine learning eccetera, oggi possono dare un supporto misurabile ai decisori in una città intelligente, quindi mi invito a imparare a usarla. Grazie Fabio, allora anche per la brevità scopriamo allora insieme chi riceve questo riconoscimento. Filippo ci porta il biglietto con il nome del vincitore di questo premio City Vision Buone Pratiche. Il premio City Vision Buone Pratiche al comune di Santo Stefano Quisquina. Ritira il premio il sindaco Francesco Cacciatore. Premio City Vision Buone Pratiche al comune di Santo Stefano Quisquinia per aver trasformato l'ex mattatoio in un hub di cultura, sostenibilità e accoglienza turistica, un modello di rigenerazione che valorizzi le comunità, crea opportunità per i giovani e restituisce identità al territorio. Abbiamo anche il Presidente del Consiglio Comunale Madonia, che ringraziamo per averci raggiunto, e procediamo alla consegna e anche alla foto. Congratulazioni Sindaco, complimenti a Santo Stefano Quisquina, un comune, lo ricordiamo, in provincia di Agrigento, sbagliando provincia. Il nostro comune è proprio un esempio di come anche le realtà più piccole possono diventare dei piccoli laboratori di innovazione. Ci vuole raccontare molto brevemente di che cosa parliamo? Sì, grazie intanto a City Vision, un comune come tanti comuni che sta vivendo un drammatico spopolamento e noi grazie al bando di rigenerazione urbana con i fondi del PNRR abbiamo avuto la visione di investire nella bellezza e quindi una riqualificazione di una struttura abbandonata, l'ex mattatoio, che diventerà un hub turistico con un progetto di sostenibilità ambientale, con un bel progetto bellissimo, devo dire, di bike sharing, di car sharing, grazie al contributo importante di Marco Lanzoni, della sua azienda, e quindi la bellezza la vogliamo strutturare, far diventare rete per far uscire il nostro comune da quella marginalità che io definisco una marginalità negativa purtroppo. Grazie Sindaco, il Presidente del Consiglio interviene nei nostri tavoli di lavoro perché tutte le buone pratiche poi sono protagoniste dei nostri tavoli, dei nostri momenti di confronto. Allora congratulazioni al Comune di Santo Stefano Quisquina, grazie Fabio, vi potete accomodare. E ci sono nuove cariche per i maestri del lavoro agrigentini. Sentiamo. Si è tenuta presso il Grand Hotel Mosè l'Assemblea Provinciale dei Maestri del Lavoro di Agrigento per il rinnovo elettorale delle cariche sociali per il quadriennio 2026-2029. Dopo la relazione del Consol Provinciale in carica Giuseppe Migliore, su bilancio positivo delle attività svolte, progettazioni future e numerosi interventi dei maestri del lavoro presenti, si sono svolte le operazioni di voto. A fine spoglio sono risultati eletti i consiglieri Migliore, Albano, Galluzzo, Russello, Raneri, Principato, Scalia. Revisore dei conti è stata eletta la maestra Margherita Cacioppo. Nei prossimi giorni, come da norme statutarie, il neoconsiglio si riunirà per eleggere il nuovo consol provinciale. Il movimento civico Tutti Insieme per una città normale esprime ferma contrarietà sulla scelta dell'amministrazione comunale di concedere in gestione per 20 anni parte consistente del patrimonio immobiliare pubblico, compreso il cimitero comunale di Piano Gatta. Si dice per il progetto civico che possa essere un ennesimo segnale di un'amministrazione arrivata oramai a fine mandato e che invece di limitarsi all'ordinaria amministrazione si arroga il diritto di vincolare le scelte future ipotecando i prossimi 2 decenni di gestione pubblica. Ci fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. I collegamenti ferroviari che non funzionano, disservizi e disagi per i pendolari che utilizzano il treno da Agrigento e Palermo. C'è una dura presa di posizione del PD. Nel dicembre 2023 il governo regionale esultava per la tratta Agrigento-Palermo-Punta Raisi. A distanza di mesi la realtà è ben diversa. E quanto contiene un'interrogazione dell'onorevole Michele Catanzaro, capogruppo PD all'Ars, che ha raccolto la legittima protesta di studenti e lavoratori. Oggi siamo di fronte a una serie di disagi quotidiani vissuti dai pendolari sulla tratta ferroviaria Palermo-Agrigento.
Secondo le segnalazioni dei fruitori della tratta Palermo-Agrigento, dice Catanzaro, ci sarebbero ritardi sistematici di 30-60 minuti, soppressioni improvvise e una gestione del servizio che si ripercuote negativamente sulla vita di centinaia di cittadini che ogni giorno si spostano per studio e lavoro. Stanno generando un vero e proprio stato di emergenza sociale. Una situazione ormai insostenibile, sottolinea Catanzaro, che richiede un intervento immediato da parte dell'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità. Il Comitato Pendolari Palermo-Agrigento e Agrigento-Canicattì, aggiunge, denuncia da mesi questa situazione e ha più volte sollecitato un incontro con l'assessore Alessandro Aricò, senza ricevere alcuna risposta. Catanzaro chiede formalmente all'assessore Aricò di convocare con urgenza un tavolo tecnico con i rappresentanti dei pendolari e di fornire risposte concrete e tempestive, effettuando interventi concreti e cancellando quei sorrisi propagandistici che il governo Schifani propina ogni giorno, ben lontani dalla realtà dei fatti. Al via la trattativa per il rinnovo del contratto dei regionali per il triennio 2022-2024, un'operazione che costerà 8 milioni e mezzo di euro con l'obiettivo di chiudere ai primi di dicembre. Stanziati per il comparto quasi 42 milioni di euro che saranno sufficienti, calcolano i sindacati, a garantire aumenti che vanno da 90 a 100 euro mensili per la fascia più bassa e circa 120 per quella media, fino ai 150 per la più alta. Per i dirigenti invece altra musica, infatti secondo il sindacato autonomo Dirsi potrebbero aversi aumenti lordi mensili di almeno 200 euro ciascuno. Parliamo di rifiuti perché la Regione ha completato l'aggiornamento del piano regionale. Con l'approvazione del secondo stralcio del piano regionale di gestione dei rifiuti, dedicato a quelli speciali, la Regione siciliana ne ha completato l'iter di aggiornamento. Il documento sarà ora trasmesso al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea per l'apprezzamento necessario. Abbiamo lavorato, dice il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, con l'obiettivo di affrontare e risolvere in maniera sistemica una situazione che si presenta molto complessa, caratterizzata da un'elevata produzione di rifiuti speciali e da carenze impiantistiche. Una condizione che limita la possibilità di garantire un ciclo virtuoso di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali. In generale, abbiamo definito uno strumento moderno, integrato e orientato alla sostenibilità. Nello specifico dello stralcio approvato, i rifiuti speciali interessati dal piano comprendono, tra gli altri, quelli provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, sanitarie, da demolizione e costruzione, veicoli fuori uso e RAEE, che è l'acronimo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta di tutti gli apparecchi che funzionano ad energia elettrica e che sono stati dismessi, come cellulari, elettrodomestici, apparecchiature informatiche e televisori. Il loro recupero è fondamentale perché contengono sostanze pericolose per l'ambiente, ma anche materiali preziosi da riciclare. Oltre a fissare linee guida molto stringenti per la localizzazione di possibili nuovi impianti e per il rinnovo delle autorizzazioni già esistenti, il piano include anche azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, soprattutto nelle attività di segnalazione e pulizia dei territori. Si è svolta presso l'aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio di Agrigento l'assemblea dei sindaci presieduta dal presidente Giuseppe Pendolino e dalla dirigente del settore Maria Antonietta Testone. All'ordine del giorno l'elezione dei 7 componenti che faranno parte della conferenza della rete scolastica per l'anno 2026-2027. La proposta presentata dal sindaco di Comitini Luigi Nigrelli è stata approvata all'unanimità dei presenti, rinnovando l'organismo composto da dirigenti scolastici e rappresentanti dei genitori e studenti e dei sindaci di San Giovanni Gemini, Favara, Licata, Campovello di Licata, Montevago, Caltavellotta e Santa Elisabetta.
Adesso un po' di notizie di cronaca. Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel centro storico del capoluogo, finalizzato a garantire una movida sicura e prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol. Oltre 20 militari hanno complessivamente controllato 160 persone, 95 veicoli, nonché 3 esercizi commerciali, elevando diverse sanzioni per violazioni del codice della strada e procedendo al ritiro di 2 patenti di guida. Un uomo è stato denunciato anche in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. 4 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e ancora 4 persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche all'interno della villa comunale di Piazzale Aldo Moro. Il Tribunale di Agrigento ha prosciolto l'ex sindaco di Licata Pino Galanti dall'accusa di rissa. Lo ha disposto il giudice Vincenzo Ricotta a margine dell'udienza predibattimentale. Per l'ex sindaco, difeso dall'avvocato Santalucia, è stato disposto il non luogo a procedere. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, accogliendo la richiesta dell'avvocato Francesco Di Giovanna, ha revocato la misura della libertà vigilata nei confronti di Gino Guzzo, 66 anni, di Montevago, ritenuto uno dei pezzi da 90 della mafia del Belice. Guzzo ha scontato 2 condanne per associazione mafiosa, la prima 8 anni relativa all'inchiesta Havana, mentre la seconda 18 a seguito dell'operazione Scaccomatto. Nel 2019 ha lasciato definitivamente il carcere dopo essere stato sottoposto al 41 bis per 10 anni. Tornato in libertà, è stato sottoposto alla libertà vigilata. Adesso, in accoglimento dell'istanza della difesa, gli viene revocata la misura perché non più ritenuto socialmente pericoloso alla luce della sua condotta e dell'inserimento nel mondo del lavoro. E adesso alcune brevi di cronaca. Un 44enne di Favara è stato arrestato con le accuse di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, oggetti atti ad offendere. L'intervento della tenenza dei carabinieri di Favara è stato richiesto dopo una lite in famiglia. All'arrivo degli agenti l'uomo non si è calmato e avrebbe cercato il contatto fisico, brandendo una pala e poi un martello. E ancora cronaca. Riconosciuto responsabile di furto in un'abitazione in concorso. I carabinieri della stazione di Canicattì hanno arrestato un 25enne disoccupato, Gennaro Simone, residente nella città dell'Uva Italia. Deve scontare 3 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito nella caserma dell'Arma è stato accompagnato alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petrussa ad Agrigento, per espiare la pena. La vicenda risale a 7 anni fa, quando il giovane in concorso con altri soggetti si intrufolò in un immobile riuscendo a mettere a segno un furto. Ancora cronaca, in preda ai fumi dell'alcol, infastidisce i passanti e avventori di alcuni locali della Movida della via Atenea. Un gruppo di ragazzi reagisce e lo aggredisce. Un 50enne agrigentino poi è finito per questo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. I medici in servizio gli hanno diagnosticato un lieve trauma cranico e medicato una ferita alla testa con alcuni punti di sutura. Al presidio ospedaliero sono giunti anche i poliziotti della sezione volanti della questura che, dopo aver raccolto il racconto dell'uomo, sono alla ricerca dei responsabili. Il 50enne comunque non sarebbe nuovo ad episodi del genere. Adesso la vicenda della Scala dei Turchi. Gli imputati hanno posto in essere un atto di profanazione contro un monumento naturale progettato per provocare, per ferire simbolicamente un sito venerato per la sua bellezza incontaminata. È quanto scrive il giudice del Tribunale di Agrigento, Andrea Terranova, nelle motivazioni della sentenza con la quale 3 mesi fa ha condannato i 2 soggetti che il 7 gennaio 2020 imbrattarono con una delle polveri di ossido di ferro di colore rosso la famosa Scala dei Turchi. Per la vicenda sono stati condannati 2 favaresi. Si tratta di Domenico 40, 52 anni, e Francesco Geraci, di 48. Al primo, esecutore materiale dello sfregio, sono stati inflitti 3 mesi e 5 giorni di reclusione, riconoscendo anche una capacità di intendere scemata. Al secondo, che avrebbe fatto da palo, 4 mesi e 15 giorni di reclusione.
Hanno svolto 50 anni a servizio della salute e della sanità e l'Ordine dei Medici di Agrigento festeggia i suoi iscritti che hanno raggiunto questo importante traguardo. Giorno 25, sabato, ci sarà un interessante evento, come ogni anno, organizzato dall'Ordine dei Medici per premiare i medici più anziani e il giuramento di Ippocrate per quelli più giovani. Un evento tanto atteso non solo per i medici ma anche per la città. E come ogni anno noi organizziamo questa giornata chiamata proprio la festa del medico e del volontariato, ed è una festa che accomuna i giovani che si iscrivono per la prima volta e quindi che pronunciano il giuramento di Ippocrate e a cui sarà dato la pergamena, ai quali sarà dato la pergamena, e poi ci sarà una medaglia d'oro per chi ha raggiunto questo bellissimo traguardo dei 50 anni di laurea. È importante perché abbiamo l'accoglienza nella famiglia dei medici dei giovani, è un passaggio di testimone da chi per 50 anni ha dato tanto alla sanità, che ha fatto anche grande la sanità agrigentina, un passaggio di testimone ai giovani, e che da loro dobbiamo prendere esempio, da loro dobbiamo avere lo sprono per fare sempre meglio, per prenderci cura principalmente dei soggetti fragili. Presidente, ricordiamo il luogo dove si fa e a che ora? Lo facciamo all'Hotel Caos sabato 25 ottobre alle ore 16:30, ci saranno questa manifestazione con, come ho detto prima, il giuramento di Ippocrate dei giovani e la medaglia d'oro, la consegna della medaglia d'oro ai colleghi che compiono 50 anni di laurea, allietata da qualche intermezzo musicale e da un breve intervallo con un cabaret. Lo possiamo dire, ci sarà il professore Gianni Namba. Presentato a Racalmuto il libro Addio mia bella addio. Addio mia bella addio, il titolo del tuo libro che narra di storie di racalmutesi nelle guerre. Sì, è una cavalcata in 50 anni di storia di Racalmuto attraverso i cittadini di Racalmuto che hanno combattuto e in molti casi perduto la vita nel corso delle guerre fatte dal Regno d'Italia dal 1900 al 1950. Un libro tutto da scoprire. Sì, spero di sì, spero sia interessante la lettura, spero sia, come dire, utile a qualche eventuale futura ricerca. Il mio augurio è che questo libro attiri qualcuno verso la ricerca storica e verso l'approfondimento delle origini e delle cose fatte dai propri congiunti in questi 50 anni di tempo. Un libro da scoprire ma soprattutto da conoscere, e non per niente sono state coinvolte anche le scuole. Assolutamente sì, perché il mio obiettivo primo e ultimo appunto è attirare quante più persone verso la ricerca storica. Se queste persone poi sono giovani e come dire, crescendo potranno sviluppare il loro approccio allo studio e alla ricerca, per me sarebbe solamente motivo di vanto. Quanto hai impiegato per realizzare questo libro? Allora, diciamo che dal 2015, anno in cui la mostra sui caduti è esposta nell'atrio del Comune di Racalmuto, a oggi ho cercato di implementare le notizie che avevo e devo dire che ho fatto delle scoperte estremamente interessanti sul Racalmuto e sull'apporto di alcuni racalmutesi alla storia d'Italia, non semplicemente alla storia locale. Un lavoro non facile. Divertente, non facile perché le fonti in molti casi erano, come dire, da cercare per vie traverse, non direttamente, però tra le informazioni mediate dalle famiglie, tra le informazioni mediate attraverso i canali ufficiali, tra l'utilizzo di un po' di libri, insomma sono arrivato a fare un lavoro che spero sia interessante. Sindaco, addio mia bella addio, un libro da conoscere e fa conoscere. Assolutamente sì, io direi quasi un libro da studiare. Dobbiamo ringraziare il professore Luigi Falletti perché ha fatto un'opera importantissima sul piano storico per questo paese. Il libro parla di tutti i caduti delle grandi guerre, ma anche dei deportati, anche dei prigionieri di Racalmuto. È un libro veramente straordinario che ricostruisce la storia di questo paese legata alle due grandi guerre e ci sono anche riportati tutti
le persone che sono state anche decorate con le medaglie d'argento, di bronzo al valor militare, una cosa straordinaria, un libro davvero da studiare, da leggere e da tramandare alle nuove generazioni. Quindi oggi stiamo facendo una manifestazione davvero molto importante che parla della storia di questo paese, dei cittadini di Racalmuto, degli atti di eroismo che ci sono stati. Pensiamo a Suor Basarocco, a Luigi Scimè, insomma personaggi davvero che hanno dato la vita per questa nazione, per la libertà e per assicurare un futuro ai giovani. Quindi i giovani hanno il diritto dovere di conoscere la storia e di studiarla e di tramandarla ai posteri. Un libro che parla di racalmutesi nelle guerre, sicuramente storie da conoscere. Un lavoro importante fatto da Luigi Falletti che ha lavorato spulciando un mare di documenti, di archivio in tutti i posti possibili, ed è un libro importante perché dà dignità e memoria storica a tutti coloro che da questo comune hanno partecipato sia al primo che al secondo conflitto mondiale. Ma la narrazione che ne fa l'autore fa diventare questo libro, non vorrei dire un romanzo, ma è scritto in maniera tale che appassioni, e in un momento come questo in cui si parla di guerre e si vivono guerre e genocidi, questo libro fa capire che le guerre sono inutili, dannose, sia a chi le vince sia a chi le perde. Quindi dobbiamo tutti lavorare. Da questo libro viene fuori l'insegnamento che dobbiamo lavorare per la pace. Enzo Lauretta sarà ricordato con un convegno di studi promosso dall'Associazione Centro Bioetica Evangelium Vitae, dal Centro Studi Nazionale Pirandelliani e dalla Biblioteca Diocesana. Venerdì 24 ottobre nella Sala Chiaramontana del Seminario di Agrigento alle ore 17 prenderanno parte qualificati critici e i teologi Rosario Giuè, Luisa Bisaccia e i critici letterari Sara Zapulla, Stefano Miliotto ed Enzo Di Natali. E il jazz torna protagonista ad Agrigento. Il prossimo 24 ottobre prenderà il via la nuova edizione dei Venerdì Jazz al Palacongressi, un calendario ricco di appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica dal vivo, valorizzando la musica in un luogo simbolo della cultura e del territorio. Il progetto è all'insegna della qualità musicale e dell'accessibilità. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 19:30 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. La rassegna vedrà esibirsi alcune tra le più interessanti formazioni jazzistiche del panorama nazionale. Si inizia quindi il 24 ottobre con Tony Piscopo Quartet. E adesso lo sport, parliamo di eccellenza. L'Akragas vince a Sommatino, gioia ed entusiasmo nelle interviste. Si attendeva da decenni, adesso la ristrutturazione dello Stadio Seneto ed il sogno della posa delle Torri Faro si stanno materializzando. Alle prime luci dell'alba la ditta consorziata e esecutrice Altea SRL di Favara, che era designata dal consorzio stabile Phoenix di Bologna, che si è aggiudicata i lavori alle ore 16 e alle ore 6:50 di questo lunedì scorso, ha delimitato con una squadra di i propri operai la zona del cantiere e iniziano le prime operazioni di scarico dei materiali e delle attrezzature. I lavori per contratto dovrebbero durare 240 giorni e si tratta della stessa ditta che ha potenziato in passato l'impianto dello stadio Renzo Barbera di Palermo e realizzato interamente quello dello stadio De Simone di Siracusa. Intanto domenica scorsa l'Akragas ha espugnato il campo della Sommatinese grazie ad una rete su calcio di rigore siglato dall'argentino Jama. Nella stessa gara il portiere biancazzurro Manna ha neutralizzato un penalty battuto a Bamba.
Con questa vittoria l'Akragas solidifica il primato assieme al Priolo Gargallo e la prossima sfida sarà in casa con il Virtus Gela a partire dalle ore 14:45. Nella sesta giornata del campionato di eccellenza Girone A, l'unica vittoria agrigentina è stata delicata, che adesso divide la vetta della classifica assieme al Marsala. La compagine giallo-blu ha superato l'Accademia Trapani con il risultato di 3-1. Il Camarat, invece, nell'anticipo del sabato, è stato fermato sul pari in casa del Castellammare, mentre l'Unitas Sciacca è stato sconfitto di misura a Piana degli Albanesi per 1-0. La stessa società verdenero intanto ha deciso di esonerare il tecnico Iacono. Il prossimo turno sarà ancora derby tra Camarat ed Unitas Sciacca, mentre Licata ospiterà il San Giorgio Piana. Nel girone A di promozione, il Gemini mantiene la vetta del solitario della classifica dopo il nuovo successo di misura per 2-1 con i cugini del Casteltermini. Bella e convincente vittoria dell'Aragona, che al Totorusso supera il blassonato Mazzara con una tripletta, 3-0 il risultato finale, pari senza rete invece della Margheritese, frenata in casa dal Valderige. In prima categoria, concludiamo il girone B, il ritorno a Collura ha portato fortuna all'Empedoclina di Mariano Cordaro. La compagine marinara infatti ha vinto a son di reti contro il Colomba Bianca con il risultato tennistico di 6-1. Una doppietta di Salvatore Agnello e le reti di Davide Sanfilippo, Matteo Costanza, Samuele Bernardo e del veterano Stefano Piazza, transitato da poco in maglia granata. Per quanto riguarda le altre agrigentine, sempre di prima categoria girone B, prima sconfitta stagionale per l'Alessandria della Rocca, che cede di misura 2-1 a Palermo contro la Fada Football Club. Vince a suon di reti 3-4 invece il Cianciana sul campo della Belsitana. Adesso a guidare la classifica è la squadra ciancianese a punteggio pieno con 12 punti, inseguita a 3 punti da ben 4 avversari: Fada, Alessandria La Rocca, Prizzi e Sporting Termini. Bel balzo avanti dell'Empedoclina, che adesso si ritrova a ridosso dell'alta classifica con 6 punti. Domenica prossima sarà derby Alessandria La Rocca e Empedoclina, mentre il Cianciana ritorna in casa con il Rangers. Una parata che vale una vittoria, ma Flavio come hai fatto a prenderla? Non lo so, sono contento, a me interessava vincere, abbiamo preso il gol e abbiamo fatto una grande partita. Era difficile in questo campo? Sapevamo che era una trasferta difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Flavio, poi è venuto King a darti un consiglio, un suggerimento, l'hai ascoltato? L'ho ascoltato. Che ti ha detto? Di andare a sinistra, solo che ci sono arrivato col piede lo stesso, che era centrale. Senti, come sta andando questa stagione? Stiamo andando alla grande, però dobbiamo pensare partita dopo partita e partite come queste dimostrano che squadra siamo. Troppo nervosismo alla fine, perché? Ci sta, contro di noi tutti vogliono fare la partita della vita e si è creato troppo nervosismo. Il più rigore sbagliato è andata così. Troppo nervosismo alla fine, ma perché? Ma perché non lo so. Ognuno vuole portare a casa i 3 punti o al massimo il pareggio, e quindi quando c'è l'agonismo sono cose che possono succedere, ma niente di particolare. Senti, è importante portare a casa i 3 punti alla fine, o vinci in un modo o vinci in un altro, l'importante è portarli a casa. Sono sempre 3, hanno lo stesso peso, anzi quando sono raccolti con questo sacrificio, con questa sofferenza, a livello morale valgono ancora di più. Non è stata una bella partita, ma sono arrivati 3 punti e questa è l'unica cosa che conta, direttore. Sì, perché di queste partite ne faremo tante, quindi non si può sempre giocare bene. Poi onestamente un po' il campo penalizza entrambe le squadre, il gioco, insomma, l'importante era vincere. Ecco, ci sono stati poi strascichi alla fine, tanto nervosismo, ma perché? Ma secondo me sempre i giocatori la sentono la partita perché è una partita tirata, perché qua è un paese dove effettivamente è una piazza calda, ma comunque poi alla fine non è successo niente di particolare, qualche parola di troppo, ma poi finisce la partita, finisce tutto. Ecco, dopo 4 giornate, 2 partite giocate in casa, 2 in trasferta, facciamo un mini bilancio. Dobbiamo continuare perché non dobbiamo mollare, perché per noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, le partite saranno tutte così, ora abbiamo la partita in casa
già dobbiamo pensare alla prossima partita, dobbiamo archiviare quello che abbiamo fatto. È stato molto bravo l'Under, il portiere sul rigore, partita molto attenta, gli Under stanno funzionando. Ma gli Under sono solo di età, perché poi hanno carisma, hanno carattere e soprattutto hanno anche esperienza, perché Manna l'anno scorso ha vinto il campionato come Cagnina che era in panchina, quindi alla fine dico l'esperienza c'è, ha parato rigore ma ha fatto la sua parte, però alla fine dico la cosa più importante è come si è comportata la squadra. Mi dispiace solo per qualche ammonizione in più che dobbiamo evitare, perché sennò poi al momento giusto ci vengono a mancare giocatori importanti. Quindi. E anche a Favara, grande gioia per la vittoria su Ragusa per 2-0. Vittoria doveva essere, vittoria è stata quella dei gialloblu contro il Ragusa. Una buona prestazione quella degli uomini di mister Terranova contro una squadra coriacea piena di giovani che ha venduto cara la pelle. Alla fine dei 90 minuti i 3 punti sono meritati e i favaresi sono usciti dal rettangolo di gioco con gli applausi dei tifosi. Si è giocato in un clima surreale con la notizia del ritrovamento di Marianna Bello in mattinata che ha fatto passare in secondo piano una partita di calcio. Ed il Bruncoleri ha voluto ricordare ad inizio gara la sfortunata mamma di 3 bambini vittima delle nubifragio del 1° ottobre. Ritornando alla gara, le reti sono state messe a segno da Tripicchio su rigore, fischiato per un fallo di mano di un difensore del Ragusa, e Di Leone con un gran diagonale. L'attaccante Retuseo ha entusiasmato con la sua esultanza la tribuna centrale, ma la troppa esuberanza è stata punita, come da regolamento, dal direttore di gara. Ma Favara vicino al gol è andato in diverse occasioni, anche con una clamorosa traversa di Tanasi Kosovan su punizione. Si tratta della terza vittoria in casa in campionato in 4 gare, che adesso porta i gialloblu a ridosso della zona dei play-off. Non c'è tempo comunque di festeggiare, già oggi pomeriggio si ritorna in campo per preparare la difficile gara di Coppa Italia a San Cataldo, in programma mercoledì prossimo alle ore 15, partita secca e rigori in caso di parità dei 90 minuti. Ma seguiamo le interviste. Vincere fa sempre bene, segnare ancora meglio. Sì, sono contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria di squadra che ci serviva molto. Ancora la classifica è molto corta, però questi 3 punti sembrano valer doppio. Sì, abbiamo battuto una concorrente, quindi è sempre bello vincere. Ci racconti un po', secondo te, la partita, che senso ha avuto? Sì, sapevamo che era una partita tosta, giocavamo su pari sporche, quindi abbiamo interpretato meglio come in settimana la partita. E poi è arrivato il tuo gol. Sì, sono contento, rigore trasformato, bello, dai. E adesso si prosegue, senza svelare naturalmente quelli che sono i vostri segreti, ma l'ambiente dello spogliatoio com'è? Sì, siamo sereni, dai, continuiamo a lavorare insieme allo staff, il mister, e continuiamo così. Mister, commentare una partita che si vince per 2-0, insomma, è sempre un bel commento. Sì, è meglio di non vincere, chiaramente. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione di alto livello, era troppo importante e fondamentale oggi tornare alla vittoria per tante situazioni. Ci siamo riusciti, a prescindere poi dagli aspetti tecnico-tattici che sicuramente dobbiamo andare a migliorare. Devo fare i complimenti a questi ragazzi che oggi hanno sofferto per raggiungere una vittoria che per noi è fondamentale. Certo, la classifica è ancora corta, ma questi 3 punti mi sembrano pesanti. Non credo che sia il periodo di guardare la classifica, non dobbiamo pensare di partita in partita. Oggi affrontavamo un avversario, un diretto concorrente per la salvezza, e oggi era fondamentale distaccarli. Ci siamo riusciti. Già da domani si comincia a preparare la prossima gara. Ogni tanto dalla panchina ti ho visto gridare un po' ad alta voce, che succedeva? No, cerco sempre di motivare i ragazzi, cerco sempre di dare le giuste indicazioni. È chiaro che loro vivono di sensazione dentro al campo, io devo essere bravo a dare le giuste coordinate. E a proposito di sensazione, ma è stata una bella partita?
È stata una partita sporca, una partita dove era troppo importante il risultato e quindi abbiamo un po' lasciato perdere quello che poteva essere il bel gioco, però ho visto che a sprazzi la squadra è riuscita pure a sviluppare delle manovre che avevamo preparato in settimana. Poi ci siamo un po' innervositi nel secondo tempo, paradossalmente dopo il gol ci siamo un po' abbassati, abbiamo rinunciato a giocare e quello non deve succedere perché penso che avere la palla è sempre meno pericoloso di non averla e quindi dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista. Adesso è un Favara a misura Terranova o ci stiamo avvicinando? Non credo, non esageriamo, quello di ieri è stato l'11° allenamento che faccio con la squadra e credo che per dare un'identità ci voglia un po' più di tempo, quindi siamo sulla buona strada. Oggi abbiamo cambiato qualcosa, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo cambiato un cassetto tattico, quindi è una squadra che si applica, è una squadra disponibile. Ho detto a loro che io senza di loro sono nessuno. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG che va in onda sul canale 93 del digitale terrestre alle ore 15, alle ore 9 del mattino e alle 20. Poi ancora sul sito 268 in tutta Italia, sul sito per le smart TV e ancora sui nostri canali social, nonché il nostro sito www.televideoagrigento.tv. Tanti modi per vederci, noi siamo sempre qui, grazie per essere stati insieme a noi anche oggi.